Stefano Dal Santo, Braganza che aveva cominciato bene, 1-0, c'era i presupposti per poter tenere botta, l'ha fatto anche fino a inizio ripresa, poi un gol balordo vi ha un po' tagliato le gambe. Sì, eravamo partiti anche bene con la voglia di vincere, sapevamo l'importanza della partita perché appunto era il possibile aggancio in classifica, piccole disantazioni in difesa poi ci hanno un po' indirizzato la partita a rincorrere. Ecco niente, dobbiamo stare un po' più attenti a questi piccoli errori che ci fanno la differenza ultimamente. Sì, tra l'altro Severo, voi avete anche provato a fare gol in più occasioni, avete trovato un super Veludo, tra l'altro MVP della serata, quindi le occasioni le avete anche create, poi purtroppo vince chi le concretizza e lì cambia la vita. È chiaro, questo è l'hockey, vince chi sbaglia meno, appunto abbiamo trovato un gran Veludo questa sera e dobbiamo farne tesoro e concretizzare le occasioni che appunto riusciamo a creare. Sì, comunque questo Braganza vai a vedere le gare, le ha subite e ha patito solo e esclusivamente la prima giornata col Forte Marmi, dopo se l'è giocata sempre, è una squadra che sta lievitando, tu mi dirai però bisogna fare dei punti, però è un dato di fatto che è una squadra che sta crescendo e di questo passo deve stare lì nel gruppo perché poi ai play out se la può giocare secondo me alla grande. No, chiaro, è importante però fare punti durante la stagione, no? All'inizio dell'anno c'è stato un grande cambiamento di staff, qualche innesto, quindi non è mai facile partire. Iniziare il campionato contro Forte di Marmi non è stata cosa facile, però dobbiamo un po' ingranare e fare un po' delle nostre punti di forza sulle partite e andare a concretizzarle appunto. Ultima cosa davvero, da questo derby Braganza esce con qualche certezza in più oppure c'è qualche fragilità che si va a sommare? No, sinceramente abbiamo qualche piccolo intoppo a volte difensivo che non riusciamo ancora a sistemare, bisogna farne atto e penso che se riusciamo un po' a essere più compatti dietro e a concretizzare di più qualche occasione anche in contropiede, penso che le cose possano cambiare.